Un convegno importante, un aggiornamento sicuramente al passo con i tempi. Ecco, lei ha ritenuto di partecipare e dare anche il suo fattivo contributo all'iniziativa. Sì, innanzitutto perché il tema era veramente importante. Io ringrazio gli organizzatori per avermi anche dato modo e occasione di esprimere dei concetti. In questo momento la Regione Siciliana sta facendo ogni sforzo per avviare i progetti dei piani operativi europei e questi momenti sono momenti di chiarificazione di tutto l'iter e il percorso che la Regione Siciliana sta facendo per il loro avvio. Avviare le opere pubbliche in Sicilia, finalmente sbloccarle, significa recuperare un gap infrastrutturale importante, significa dare occasione di sviluppo al territorio, significa impedire che i nostri giovani continuino ad andare verso altri lidi. Una Sicilia che si sta trovando in una situazione di grave handicap, stiamo vedendo quello che è successo con la CMC per le strade Agrigento-Palermo, Agrigento-Caltanissetta e le autostrade. Ecco, una situazione di grandissima crisi non solo per i lavoratori ma anche per la viabilità, a cui la Regione sta facendo il possibile per cercare di sbloccare i fondi e ripristinare le opere. Sì, voi avete seguito un pochettino anche la polemica dialettica che c'è stata in Sicilia tra il Presidente e le aziende nazionali più importanti, ANAS e RFI, proprio perché in Sicilia questi cantieri, i cantieri a loro affidati, hanno avuto qualche battuta d'arresto. L'assessorato regionale e l'assessore Falcone sono impegnatissimi a sbloccare i cantieri, a rendere disponibili i finanziamenti, a non far soffrire le imprese lasciate in balia di se stesse rispetto al fallimento di alcune grandi imprese nazionali. Questo è l'impegno del governo Musumeci, questo è l'impegno dell'assessore Falcone. Ecco, c'è però un calo di commesse e opere pubbliche, l'ANCI quotidianamente fa queste denunce e quindi chiaramente la crisi, insomma, del settore è anche una crisi generalizzata, perché senza lavori pubblici, senza le grandi infrastrutture chiaramente il lavoro non c'è. Beh, la Regione si è mossa su questo campo, innanzitutto pubblicando dei bandi per ottenere fondi di rotazione per la progettazione, poi pubblicando delle linee guida per la conduzione, l'avvio e la conduzione delle opere pubbliche in Sicilia e cambiando anche il regolamento di attuazione e il flusso dei finanziamenti per le opere pubbliche in Sicilia, per cui i progetti che prima potevano essere coperti a finanziamento soltanto se esecutivi e non potevano diventare esecutivi perché non avevano finanziamenti, quindi un giro vizioso, adesso da qualche giorno sono stati cambiati i regolamenti e il flusso finanziario viene garantito durante tutto l'arco dell'iter progettuale a partire dal documento delle indicazioni alla progettazione.